Non è che sia il caso di recedere su quello che da millenni ci sembrano verità assoluti e indiscutibili? Non per fare i menagrammi, ma siamo sicuri che esista una forte coesione tra i sardi? Siamo realmente sicuri che i sardi vogliano essere liberati? Siamo sicuri che esista ancora il popolo sardo? Uso il termine essere liberati perché di attivismo patriottico in giro ne vedo ben poco. Non che abbia eccessiva fiducia in schieramenti che si definiscono indipendentisti, in quanto giocano con le regole italiane. La mia fiducia va a chi adotta e usa il diritto internazionale, molto più potente e fruibile. Una cosa bisogna gridarla forte e chiara: si pecca di comunicazione. Non che sia sbagliata o poco incisiva la comunicazione che si fa, no. Il fatto reale e incontrovertibile è che comunicazione non se ne fa proprio. Sargenti non nasce d'imparata, tocca da formai. Se si studiano strategie comunicative decenti, in modo che tutti i sardi siano informati delle straordinarie possibilità che offre il diritto internazionale, penso che buona parte dei sardi rifiuterebbe le imposture italiane, ma la gente continua a frequentare le scuole italiane, a guardare le televisioni italiane, a seguire i campionati italiani, a discutere della Dinamo e del Cagliari, a parlare dell'Expo di Milano, non so cosa ce ne freghi, a criticare i politici alla regione, regione italiana e politici italiani, a sperare negli investitori stranieri che portano ricchezza per loro e lavoro per noi, ma non è sicuro, a reclamare privatizzazioni, a usare monete private, continua a votare, a appassionarsi alle elezioni italiane, ai referendum che non ci riguardano, ad assumere cibi e medicine forniti dalle multinazionali, a dimenticare Salimba, continua a star bene nel recinto a massa di inscatolati seriali, a sperare nell'Europa, nelle sostituzioni dei popoli che ci forniranno la pensione, burla cretina, e nel consumismo di beni prodotti altrove. Anche col frigorifero e la dispensa vuota, i cieli graffiati, il conto in banca penoso, la disperazione dilagante, la speranza assente e giustificata, i cassonetti presi di assalto, siamo certi che fino a che la maggioranza avrà i soldi per pagare l'abbonamento a Mediaset Premium, il popolo sardo, se così si può definire, non si ribellerà di certo e continuerà ad andare a votare. Valutiamo bene se manchi o meno una comunicazione decente, altrimenti lasciamo fare ai partiti indipendentisti, bontà loro, e rassegniamoci.